54 strutture controllate, in 4 delle quali sono state riscontrate delle irregolarità. È l'esito dei controlli effettuati dal NAS di Udine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito di verifiche svolte a livello nazionale in strutture sanitarie e socio-assistenziali. I controlli disposti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, in stretta intesa con il Ministero, sono scattati in concomitanza con il periodo delle festività natalizie. A livello nazionale l'ispezione ha riguardato 1848 strutture con irregolarità riscontrate in 281. Per quanto riguarda quelle in oggetto, in Friuli Venezia Giulia 32 strutture sociosanitarie come RSA, cliniche lungodegenza e similari e 22 socioassistenziali. Sono state riscontrate 3 violazioni penali, di cui 2 per attinenti il Covid e una non attinente, e una violazione amministrativa. L'intensificazione dei controlli è stato finalizzato ad assicurare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a tutela delle persone indifese. Proprio nel periodo delle festività si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie in concomitanza del periodo festivo, che di qualità del servizio fornito. Anche in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d'Italia, gli ettari destinati al mais nell'arco di 10 anni si sono più che dimezzati, passando dai 91.000 del 2011 ai 40.000 di oggi, e ciò avrebbe favorito la crescita delle importazioni nel nostro paese anche di prodotti OGM. Il dato è stato comunicato oggi da Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, che ha lanciato l'allarme attraverso una nota. Se non si provvederà al rilancio colturale, saranno a rischio in particolare le produzioni alimentari DOP di origine animale vincolate dai disciplinari produttivi ad avvalersi per l'alimentazione del bestiame di mangimi e foraggi del territorio. Secondo Confagricoltura è dunque fondamentale il rilancio della produzione madicola e per questo l'Organizzazione delle Imprese Agricole valuta positivamente la recente riunione del tavolo tecnico ministeriale. Un'occasione in cui Confagricoltura ha sostenuto le proposte presentate nelle bozze dei documenti programmatici integrativi del piano di settore, che prevedono di consolidare e rafforzare lo strumento economico dei pagamenti diretti, promuovere anche un sostegno accoppiato, favorire l'accesso ai PSR regionali attraverso un'adeguata, premiata e potenziate misure a supporto di investimenti e pratiche produttive innovative. L'associazione ha ribadito la necessità di rafforzare ricerca, innovazione e assistenza tecnica con il potenziamento della rete nazionale di confronto varietale e l'individuazione di percorsi produttivi per specialities in filiera, l'analisi e la verifica in campo della potenzialità, cioè la cisgenesi e genome editing, che si differenziano dagli OGM. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.